E adesso attraversiamo il passo della Novena, passiamo dalla Valle Bedretto alla Valle di Goms nel Vallese, perché qui fino al 6 agosto è in corso il più grande campo scout federale mai organizzato. È un evento enorme che si tiene ogni 14 anni e in questo accampamento, lì in mezzo fra i 30.000 scout da qualche parte, c'è per noi la nostra Chiara Nakaroglu. Chiara, buonasera, ci senti? Sì, buonasera da questo enorme campo federale che, come hai detto bene, ospita 30.000 scout da tutta la Svizzera e non solo. Qui c'è un'energia davvero incredibile, un'energia difficile da raccontare a parole, ma che speriamo di riuscire a portare a casa, nelle vostre case, tramite questo collegamento. Noi in questo momento siamo ospiti del campo scout di Castel San Pietro, con me c'è Alessia Prada, vice caposezione degli scout di Castello. Come sta andando la vostra esperienza in questo campo? Buonasera, sì, la nostra esperienza sta andando veramente benissimo, i nostri ragazzi, quindi lupetti, esploratori e pionieri, sono felicissimi e davvero molto motivati. Sorrisi non mancano ed è un'esperienza unica e indimenticabile per tutti. Ecco, ora qui è in corso la distribuzione della cena, noi auguriamo buon appetito a tutti, ma non senza prima dare una sbirciata a quello che c'è nel piatto. Che cosa mangiate questa sera, Luna? Stiamo mangiando zucchine, vinerli, pomodori, cetrioli e formaggio. Allora buon appetito! Grazie. E l'unione, lo stare insieme è uno dei pilastri del movimento scout, un movimento fondato nel lontano 1907, un movimento che con i suoi 50.000 membri in Svizzera è l'associazione giovanile più grande del nostro paese. Con me c'è Samuele Barenco, membro del comitato del movimento scout svizzero, al quale allora chiedo quali sono le caratteristiche dello scoutismo, che cosa lo distinguono da altre attività giovanili. Ciao Chiara, lo scoutismo è un'attività, un movimento appunto giovanile che dà la possibilità a tutti, è molto inclusivo, di vivere delle avventure, di crescere nel gruppo, di fare amicizie, di stare a contatto con la natura e quindi questa è un po' la sua caratteristica. Storicamente il movimento scoutistico è stato associato a una disciplina quasi militare, è ancora così? Ma questo è uno dei cliché che spesso si sentono sullo scoutismo. Io direi che chi la pensa così deve venire proprio qua e qui ne vedrà di tutti i colori e capirà che è ben altro lo scoutismo. Grazie Samuele, e questo è il MOVA, il campo si chiama così, nel corso del collegamento vi riusciremo a spiegare perché. Intanto chiedo alla grafica di aiutarmi, andiamo a scoprire meglio quali sono i numeri di questo campo. Abbiamo 30.000 partecipanti, come abbiamo già detto, vi sono 800 gruppi provenienti da 22 cantoni ma anche degli ospiti internazionali, abbiamo 450 volontari che hanno lavorato 5 anni per l'organizzazione di questo campo su una superficie di, pensate, 170 campi da calcio. Qui si parlano 4 lingue più l'inglese e fin qui i numeri del MOVA, ma ora vi invito a venire a dare un'occhiata qui nella Valle di Goms, andare a scoprire anche quelli che sono i segreti del campo e lo facciamo insieme con questo servizio. La Valle di Goms si è trasformata in una città che per 2 settimane mette a disposizione beni e servizi per 30.000 scout ogni giorno. Se pensate che Sion ha 34.000 abitanti, siamo praticamente oggi con gli aiutanti del nostro campo, la città più grande del cantone. C'è di tutto, ma addirittura abbiamo tirato la fibra ottica. Pompieri, polizia, perfino un ospedale con 70 medici e 120 tra paramedici e infermieri. L'organizzazione è impressionante. Per tenere in fresco cibo e bevande, una cella frigorifera da record. Effettivamente il nostro fornitore di cibo ha bisogno di un grande frigorifero per stoccare il cibo per 30.000 persone ed è la cella frigorifera provvisoria più grande in Europa attualmente installata. Nessuno sapeva come farla così grande, abbiamo dovuto anche mandatare uno studio per capire se questo fosse realizzabile e a che condizioni. L'impegno non è solo degli organizzatori, centinaia che lavorano da 5 anni per costruire il campo, ma di tutti. Si vive con un grande entusiasmo e curiosità perché naturalmente è un campo un po' particolare dove non si andranno a fare 1000 escursioni e così via, però ognuno cerca di mostrare il suo meglio facendo grandi costruzioni, la più alta, la più bella, la più strana e così via. Noi dal parte dell'organizzazione dobbiamo un po' garantire che ci sia il materiale per tutti, le risorse non sono infinite qui in valle e che ci sia un certo rispetto delle norme di sicurezza.
e l'entusiasmo si sente anche durante i lavori più duri. Che cosa state facendo? Stiamo costruendo degli sgabelli per il refettorio che sarà dove mangeremo. Qual è stata la cosa più difficile da fare? Trasportare tutti i tronchi dal fiume fino a qua. Un gran da fare lo dà la cucina, ogni unità si prepara colazione, pranzo e cena. Tutti i giorni dobbiamo andare 2 volte al giorno a fare un po' di fila, recuperare il cibo, portarlo al nostro campo con il carretto. È un'impresa anche tornare al campo con il carretto perché ci sono 30.000 persone in giro e cucinare per tutti i ragazzi. E dopo aver cucinato tocca lavare i piatti. Lavare i piatti, portare la spazzatura via e apparecchiare, anche mettere a posto le tende perché è importante. Stamattina che cosa avete fatto? Siamo andati a giocare con un'altra sezione, tipo in fondo al campo. In fondo al campo una passeggiata mica da poco. Sì, sono 1 ora e mezza tipo d'andata. È bello lungo sto campo, nel senso. Siamo tornati in diretta dalla Valle di Goms e dal campo di Castel San Pietro. Siamo arrivati al campo scout della sezione Valle Maggia, ma con me c'è Loris Pedrelli, capo sezione scout della sezione Sant'Antonino e Bellinzona. Qui lo vedete, il movimento c'è, questo è un campo davvero vivo. Loris, tu hai 26 anni, da 18 sei scout, ma questa per te è la prima volta a un campo federale. Qual è stato il primo impatto? Allora, il primo impatto che ho avuto è stato mercoledì scorso, quando siamo arrivati col materiale scendendo dalla Niflenen. Abbiamo visto questo campo enorme che si distendeva a vista d'occhio, una vista mozzafiato, un'enorme emozione. Poi il secondo impatto è stato sabato, quando io lavoro nella cucina del nostro campo. Ho dovuto aspettare per ben 2 ore il materiale per poter cucinare la cena del giorno dopo e così. Quindi molto sole, molto caldo e molta pazienza. Invece per i ragazzi come va? Sono magari intimoriti un po' dalla grandezza del campo, ma anche dal fatto che qui si parlano tante lingue, l'italiano, il romanzo, il francese, il tedesco, ma anche l'inglese. Ma io trovo che sono quasi più intimoriti gli adulti che i bambini. I ragazzi vanno, si scambiano, parlano tra di loro, comunicano anche solo a gesti, ma si divertono veramente moltissimo ad interagire con altri ragazzi di altre lingue, altre regioni linguistiche. E anche le attività fatte con i ragazzi sono diverse rispetto a quelle che fate a casa tra Bellinzona e Sant'Antonino. Sì, assolutamente. Ad esempio, l'altro giorno i nostri esploratori sono andati a giocare a Raffro Ball, qualcosa del genere, uno sport sulle carrozzine a rotelle in cui dovevano giocare con la palla con degli altri scout. Veramente sono attività che magari non si pensa nemmeno di proporre di solito. Grazie Loris Pedrelli, allora buon campo scout, un campo che abbiamo sentito è diverso da qualsiasi altra cosa vista prima, ma anche perché Mova, e ora andiamo a scoprire il perché il campo si chiama così, Mova è un pianeta a sé e noi ce lo siamo fatti raccontare da uno dei personaggi speciali che ci sono al campo, un personaggio che viene dal Ticino e che tra l'altro è attivo nella sezione scout Valle Maggia che è alle mie spalle. Allora io vi propongo di vedere insieme il servizio. Ragazzi, buongiorno, un attimino di attenzione, siete sul mio territorio, siete nel continente di Salit, devo almeno salutarvi, come va? Partiamo dalle cose reali, io mi chiamo Andrea, il mio soprannome scout è Günther, sono vestito così perché qui al Mova sono un attore, ho un personaggio che è quello chiaramente della rana Fidu, che è uno degli abitanti del Mova, è l'abitante del continente Salit. Perché i continenti? Qual è il tema di questo campo? Allora, il Mova è un mondo immaginario che è diviso in 7 continenti. In ognuno di questi continenti c'è un animale, ad ogni animale è associato un modo di muoversi, un movimento, che è un po' il tema di questo campo. La storia vuole che al centro di Mova ci sia un vulcano che in questi giorni, guarda caso, è esploso, facendo partire una deriva dei continenti, quindi i continenti si stanno un po' separando e gli animali dei vari continenti sono preoccupati perché non si potranno più vedere. Spetta a tutti i partecipanti al Mova, aiutati da Vinci e Tarantula, che sono 2 esploratori che ci hanno scoperto per caso, trovare un modo di rimettere insieme questo mondo. Quindi una sorta di leitmotiv che accompagna queste settimane di campo scout. Esattamente, del resto questo è un po' il nostro ruolo, noi partecipiamo come attori
alle cerimonie con delle piccole pièce teatrali e giriamo per i vari continenti facendo vivere ai partecipanti un po' questo tema, ricordando loro che non c'è solo il campo del loro gruppo, ma c'è proprio una storia globale che si svolge e che ha bisogno dell'aiuto di tutti per poter arrivare al lieto fine. Abbiamo lasciato la strada più trafficata, ci siamo spostati qui vicino ad alcune tende. In mia compagnia c'è Chiara Milani, copresidente del Movimento Scautismo Ticino e Moesano. Buonasera Chiara, qui abbiamo ben oltre 1100 partecipanti provenienti dalla Svizzera italiana. Allora le chiedo come sta il movimento scautistico della Svizzera italiana anche dopo 2 anni difficili dovuti al coronavirus? Buonasera, allora lo Scautismo Ticino sta bene, sta molto bene, contiamo all'incirca 2800 attivi e negli ultimi anni è un numero in crescita, nell'ultimo anno di 80 unità. Per 2 motivi, probabilmente il primo è anche legato proprio al Covid, questo obbligo di dover stare un pochino a casa, un pochino reclusi ci ha dato di nuovo voglia, anche a chi magari non lo faceva prima, di uscire di casa, di riscoprire il territorio, di stare più immersi nella natura e vabbè, questa è proprio una delle basi dello scautismo. E dall'altra abbiamo sempre più piccolini, castori si chiamano, che sono i lupetti più piccoli, gli scout più piccoli che appunto aumentano sempre di più. A proposito di più piccoli, qui di lupetti non ce ne sono tanti, come mai? Vero, allora il MOVA, essendo un campo comunque in tenda, di solito è rivolto di più agli esploratori piuttosto che ai pionieri. Ci sono delle sezioni con anche i lupetti che sono stati temerari e hanno provato l'esperienza di essere qua una settimana in tenda, gli altri hanno preferito avere un pochino più di comfort del classico campeggio lupetti e quindi di avere una casa di supporto. Qui è una presenza folta, il movimento sta bene, quindi c'è voglia di fare scautismo anche nella Svizzera italiana. Dal punto di vista finanziario invece come va? Bene, anche in questo senso abbiamo un grande aiuto da parte della Confederazione di Gioventù e Sport, quindi i nostri animatori partecipano a dei corsi di formazione organizzati appunto tramite anche Gioventù e Sport e questo ci permette di avere dei sussidi con cui possiamo finanziare i campeggi piuttosto che le uscite oltre ai versamenti degli attivi. Grazie mille Chiara e a proposito di finanziamento chiedo alla regia di aiutarmi con una grafica perché parliamo di soldi anche per quanto riguarda il MOVA. Il MOVA ha un budget di 25 milioni di franchi finanziato al 50% dalle tasse dei partecipanti, il restante 25% arriva dalle donazioni e dagli sponsor e il restante ancora 25% invece dalla vendita di merchandising e dalle consumazioni nel campo. Con me c'è ancora Samuele Barenco del Movimento Scout Svizzero, una cifra che fa un po' impressione, ma è vero che questi soldi da soli non bastano perché c'è un esercito di volontari. Assolutamente sì, è una cifra davvero impressionante, ma è anche impressionante che qui al campo in questo momento ci sono circa 5.000 volontari che aiutano a far funzionare tutto questo e direi che il loro valore è inestimabile, ben oltre i 25 milioni. Allora Samuele, l'entusiasmo qui oggi è tanto e lo sarà ancora fino al 6 agosto, è anche vero che lo sguardo del movimento scautistico è già rivolto a qualcosa di prossimo e anche di lontano. Beh, è il movimento, quindi si muove, guardiamo sempre avanti. L'anno prossimo, nel 2023, ci sarà il 25esimo Jamboree internazionale, quindi il raduno mondiale che si terrà per l'anno prossimo appunto in Corea del Sud. In questo caso come funziona? Gli svizzeri si organizzano insieme, si va insieme? Sì, viene organizzato un contingente nazionale coordinato dal Movimento Scout Svizzero dove aderiscono di solito non le sezioni in questo caso ma il singolo scout che vuole partecipare a questo evento straordinario perché è veramente un'esperienza unica da fare nella vita scout. Grazie Samuele Barenco, allora seguiremo senz'altro nel 2023, intanto noi speriamo di avervi dato un assaggio di questa energia di cui parlavamo all'inizio, qui ce n'è davvero tanto, il campo va avanti fino al 6 agosto, dalla Valle di Goms è tutto, a voi a Comano la linea. Assaggio davvero gustoso, grazie Sara, davvero complimenti a tutti gli organizzatori e ai partecipanti di questa occasione memorabile.